Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Finalmente il Napoli ha giocato a calcio finalmente. 0-4 contro il Crotone. Il Napoli si porta a 20 punti, a pari punti con la Juventus, con quel punto di penalità. Vabbè, quelle sono altre storie. In rete Lorenzo Insigne al 31esimo, Waiu. Insigne quando si mette la maglietta stile Argentina diventa un fenomeno. Poi ha fatto un gol a giro dal limite dell'area di rigore impressionante. Un gol addirittura era Dani, se non erro, ha detto un gol alla Maradona, perché lo sappiamo tutti, questo è un grandissimo gol. E Insigne ultimamente sta facendo veramente bene, a parte la partita scorsa con la Z, ma quella era secondo me più che altro è arrivato stanco, tu sono stanchi in settimana di qua e di là, e quindi lasciamo stare quella partita, lasciamola stare come detto. In gol al 58esimo Irving Lozano, che se non erro è il capocannoniere della nostra squadra con 5 reti, se non erro correggetemi se sbaglio. Al 58esimo assist di Lorenzo Insigne Waiu. Possiamo dirlo un'azione sarriana. Perché un'azione sarriana? Perché Lozano ha fatto lo stesso identico taglio che faceva Calleon quando giocava con il Napoli. Insigne verticalizzava e Lozano si butta dentro, e in quel caso si buttava dentro Calleon, in questo caso si butta dentro Lozano. Non è la prima volta che lo fanno, quindi mi sto abituando a vedere questo taglio. Quando vedo Insigne che si allarga e poi si accentra verso l'area di rigore, fa sempre quello scambio che faceva proprio quando c'era José Calleon. Poi al 76esimo in rete Demme su assist di Dries Mertens, o aiuto Mertens, è subentrato al 69esimo. Niente da dire, Mertens è entrato, ha cambiato la partita, perché Mertens, se lo metti prima punta o dietro le punte addirittura, Mertens, sa giocare, non c'è niente da dirgli. Poi in gol Petagna, è qui, al 91esimo, è qui. Mi rimane un po' il dente avvelenato, perché Petagna si è mangiato due gol, ma se li ha mangiati clamorosi, due gol, però va bene così, poi l'ha buttata dentro, la terza occasione l'ha buttata dentro, però Petagnone, devi essere un pochino più forte sotto porta, la porta te la devi mangiare, ecco, non stai giocando con una squadra che lotta per la retrocessione, stai giocando per il Napoli, va bene così ragazzi, sono contento che il Napoli inizia, però c'è da dire che Crotone giocava in 10, questo lo dobbiamo dire, però c'è da dire che il Napoli ha giocato veramente bene questa partita, quindi iscriviti al canale, lascia un bel mi piace, abbiamo superato i 1600 iscritti, vi ringrazio veramente tanto e ci vediamo in un prossimo video, non so quale sarà, vediamo un po'. Ciao e sempre Forza Napoli!